Area ex Nigia Mogliano, ieri con un documento contenente le osservazioni alla variante del PAT, 9 associazioni imprenditoriali della Marca hanno mandato precise richieste all'amministrazione comunale. Chiaro, il messaggio: sì al recupero, ma no all'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. Oggi il sindaco risponde. Io voglio adesso incontrarle, quelle associazioni, perché hanno capito male quello che si vuole fare in quell'area. E voglio sentirle, voglio spiegar loro che si tratta di una rigenerazione, di un'archeologia industriale che viene completamente restaurata, dove all'interno troviamo anche lo spazio per fare la nuova caserma della polizia locale, la nuova sede della protezione civile, quindi servizi importanti per la città. Poi tra l'altro non capisco, alcune associazioni a livello locale hanno espresso un parere positivo, a livello provinciale hanno cambiato il loro parere, sembra che la mano destra non sappia quello che faccia la sinistra. Una variante, quella portata avanti dall'amministrazione, che, dice il sindaco, non va ad aumentare la superficie. Con questa variante al PAT noi andiamo a ridurre sostanzialmente quello che è in città la previsione di nuova superficie commerciale, perché passiamo dai 5.000 metri quadri previsti con il PAT attuale a 4.000 metri quadri futuri.